benvenuto a Marco Biscarini. Ciao Marco, che Ciao, piacere averti con noi. altrettanto, è un gran piacere ritrovarvi, seppur Grazie, grazie. virtualmente, però credo che siamo vicini Beh, anche al momento che potremo incontrarci finalmente. speriamo, lo speriamo tutti quanti. Intanto, per noi è un piacere avere buona parte dei candidati nella categoria cinemusicale del Davide Donatello. Aspetta Scusami, che Marco mi si era abbuiato, no, che è tornato ecco, in viva luce. no, avevo messo la Eh, sveglia per la tua intervista, quindi Ah, sei bene, bene. precedente. Dai, allora intanto volevamo sapere un po' l'emozione del momento e poi sei a Roma, stasera sarai in diretta durante la cerimonia che per fortuna quest'anno si fa in presenza con le ovvie regolamentazioni e di sicurezza. Un po' dici questa emozione di aver ricevuto questa nomination. Ma innanzitutto sono molto felice, siamo molto felici, parlo anche a nome di Daniele che poi parlerà personalmente, e di essere qui con il film, anche molto curiosi di vedere come va a finire. Io i David li vedo un po' un indicatore, no? Tu sai come io sono interessato ai linguaggi per capire un po' quali sono le tendenze che più arrivano, che più vengono riconosciute. Io credo che perlomeno nel settore colonne sonore c'è una bella varietà di linguaggi, no? Da Miss Marx a Volevo nascondermi A non odiare, a esatto, Mamet, ai Predatori, tutti esatto. quelli che Quindi sono secondo me quest'anno. c'è anche molta curiosità, insomma, di misurarci con questa finale in maniera molto serena, però molto contento anche per le tre candidature, anche per il suono e per la canzone, perché faceva parte del progetto filmico, nel senso che con diritti abbiamo voluto proprio abbracciare tutto il comparto audio e quindi per fare un unicum di linguaggio che andasse dal suono alla musica e quindi lo vedo come un passo riuscito di questa operazione. No, dicevo con Giorgio corona questo anni di lavoro insieme e ogni volta ci siamo sempre detti di non ripeterci ma di sperimentare su nuovi linguaggi, quindi vediamo un po' la situazione si evolverà, però siamo sereni, Infatti. contenti. Come stiamo dicendo a tutti quanti, tanti veramente in bocca al lupo, incrociamo le dita e quest'anno effettivamente accomunano tutte le candidature dell'ambito della categoria miglior musicista e miglior colonna sonora, questo rapporto intrinseco tra suono e musica originale. E poi volevo nascondermi, come nel caso anche di Miss Marx, di non odiare, è abbastanza pregnante questa dualità di musica e suono. Quindi Sì, effettivamente è una grande sorpresa. c'è una tendenza ad andare verso in questa direzione, secondo me, almeno così a vedere le candidature e il tipo di film che sono stati premiati dai giurati. Quindi c'è anche Marta Sì. Scaria e la posta la Tarma, scusate, non la posta della Tarma, la Tarma, che rappresenta la canzone che io ho scritto Invisible e quindi siamo una bella squadra. Intanto in questa nuova location, il Teatro dell'Opera di Roma, che rende ancora tutto un po' più forse classico e un po' più teatralmente italiano, se vogliamo dire, rispetto alle edizioni passate. Sì. E, ti volevo dire, cosa senti che in particolar modo la vostra colonna sonora ha colpito i giurati e soprattutto poi anche il pubblico, perché comunque anche c'è stato un riscontro anche da parte del pubblico non solo nei confronti di questo bellissimo film, ma nei confronti anche della meravigliosa colonna sonora che lo sostiene. Ma secondo me è molto imprendibile, no? È molto Mm, invisible. Ci sono delle cose che ti aspetti che vadano in una certa direzione, poi ne prendono altre. E molti linguaggi che si sedimentano, si mescolano tra di loro, un certo uso dell'elettronica che io sto sperimentando in questo ultimo periodo, molto di fondi leggerissimi elettronici, ispirandomi un po' a quello che fiuto, che sta succedendo un po' in tutta Europa, nel nord Europa, con molta attenzione.
Per cui secondo me è una serie, pur mantenendo un carattere molto italiano, ha una serie di ingredienti internazionali che la rende internazionale per la ricerca del suono, e forse questo aspetto qua, come proposta italiana, è abbastanza nuova, insomma, Bene. o Senti, almeno l'intenzione era quella. ecco, ma secondo me So. l'avete raggiunta pienamente. Senti, ti volevo chiedere come ultima domanda che stiamo facendo un po' a tutti i nostri ospiti che non saranno con noi in diretta, ma che ci lasciano questo loro contributo. Qual è secondo te la console che ti ha colpito maggiormente, sia estera che italiana, e dell'anno appena passato, che per te ha suscitato un interesse in particolar modo, che ti è piaciuta? Beh, io devo dire, criticata da tutti, ma è stato Tenet, perché ho Di- rivisto l'operazione che io insomma sto cercando di portare avanti, un grande audio integrato, fra sound design e musica, le musiche di Ludwig Göransson. forse non riuscitissima, un po' caotica, perché ho visto che è stata anche molto criticata, ma in realtà però io credo che sia un'operazione sul suono molto interessante, da tenere sott'occhio anche per il futuro, da Vabbè. studiare approfonditamente. Grazie Marco. Allora, tanti in bocca al lupo Un abbraccio, e grazie veramente. un Ciao, buona abbraccio a tutti gli serata. spettatori, ciao, grazie, ciao ciao. Grazie, ciao. Ciao ciao.